Episodio durante la seconda guerra mondiale a Modena, quando c'erano i tedeschi, ci sono delle parole in tedesco, le pronuncerò male, quindi chi sa il tedesco Mia zia Maria ricordava sempre che quando erano sfollati a Solara durante la guerra, un pomeriggio stava andando in paese con le tre nipoti, cioè mia madre, mia zia Bruna e mia zia Luisa, che erano ancora delle ragazzine. A un certo punto erano state fermate da un soldato tedesco che ha detto a mia zia Maria delle cose che lei non ha capito, perché mia zia aveva studiato un po' di tedesco a scuola ma molto poco, quindi capiva e parlava tedesco così. Allora mia zia voleva dire al tedesco non capisco e ha detto ich vergesse nicht. Il tedesco immediatamente se n'è andato avendo quasi l'aria di avere la coda tra le gambe. Se n'è andato in modo tale che mia zia Maria per tutto il pomeriggio si è chiesta che cosa poteva avergli detto per farlo andare via così di corsa con la coda tra le gambe. Poi quando è tornata a casa ha raccontato a mia nonna, che anche lei aveva qualche vaga conoscenza del tedesco, tutto l'accaduto, e a un certo punto è venuto in mente a tutte e due che non capisco si diceva ich verstehe nicht, mentre ich vergesse nicht significava io non dimentico. Quindi mia zia aveva fatto allontanare il tedesco con la coda tra le gambe dicendogli la frase io non dimentico.